Zelcor presenta Zammuttadore, lettura del fantasma del web. Questo racconto è sconsigliato a minorenni o persone impressionabili. Una cortina di pioggia fitta risuona sugli amorfi massi granitici che costellano piazza Sebastiano Satta. Dal campanile di una chiesa i rintocchi volano sui tetti fradici annunciando la mezzanotte. Ogni tanto un raro fulmine invernale riverbera contro le facciate imbiancate di calce degli edifici circostanti, spedendo strali repentini attraverso le imposte chiuse della stanza di Bianca De Villa. Sotto le coperte la ragazza è desta e rigida, il corpo snello che di tanto in tanto freme violentemente sferzato dal terrore. Non teme né la pioggia né il distante brontolio dei tuoni. L'origine della sua apprensione è proprio lì, in quella stanza, insieme a lei. Un ennesimo spasmo le fa stringere il pugno destro e l'oggetto che tiene fra le dita le punzecchia la carne, rammentandole ciò che deve fare quella notte. Un altro fulmine si insinua nella stanza, facendo contrarre le tenebre. Oggetti e mobili compaiono per una frazione di secondo, prima che il buio riassorba tutto. Gli occhi palpitanti di Bianca hanno scorto la porta. Quando è andata a coricarsi si trovava a non più di 2 metri dal fondo del suo letto, ma adesso pare che la distanza abbia eguagliato quella che collega la terra alla fine della via lattea. La camera dei suoi genitori è parimenti lontana, come lo era quando lei era piccola e si destava di notte, paralizzata dai postumi di un incubo, così confusa e terrorizzata da non avere la forza di mandare l'urlo salvifico che avrebbe fatto accorrere mamma e papà, presenze talismaniche capaci di far sparire qualunque mostro. Ma non tutti i mostri si arrendono tanto facilmente. Adesso lo sa. Altri barbagli fosforescenti invadono la camera. La scrivania sussulta nell'oscurità, lo schermo del computer risplende. Riesce a intravedere la confusione di fotografie scattate in 1000 gite che appesa un pannello di sughero con puntine colorate. Le sembrano frammenti di una vita che non le appartiene più, come se in pochi giorni il tempo avesse accelerato, proiettandola secoli nel futuro. Ricordi pieni di sole e vibranti di risate mentre risaliva con la sua compagnia verso l'obelisco che orna la sommità di Colle Sant'Onofrio, il profumo dei fiori, il rosso dei corbezzoli che inghirlandava le fronde. Pensa ai suoi amici, al suo ragazzo. A quest'ora dormono tranquilli, con la pioggia che fa da sottofondo ai loro sogni, lontani da orrori sgusciati da un libro di fiabe. Ecco, una nuova folgore stavolta dal buio fa capolino la lunga visera scura e grottesca di un mammutone. Non è roba che si trova nei negozi di souvenir. Ha più di 100 anni, in legno di pero selvatico, e ha celato i volti di generazioni di persone durante gli antichi carnevali di una Sardegna ormai scomparsa. Sta appesa presso una mensola affollata di riproduzioni di bronzetti nuragici. Gli occhi vuoti sembrano fissarla, ma nel loro sguardo non legge alcuna malignità, anzi, le infonde un coraggio di cui sente un bisogno disperato. Il facciale sparisce nelle tenebre, ma Bianca continua a fissare quel punto, immaginandolo con gli occhi della mente. Ha sonno. Lo sente come un veleno che le scorre nelle vene, intorbidendole i sensi. Le palpebre hanno quasi volontà propria, tra poco non riuscirà più a tenerle aperte, a stare sveglia e vigile. Quando accadrà, lui verrà. La pioggia si intensifica, un suono bianco, monotono, narcotizzante. Sonno, panico. Adesso non è più da sola. Anche se non può vederlo, può avvertirlo con il sesto senso che si annida nello scantinato della mente umana. L'eredità di quando l'uomo non si era ancora completamente scisso dal regno degli animali. Bianca si chiede incongruamente se già allora l'umanità era capace di sognare e di svegliarsi con il cuore in gola a causa di un incubo.
Stavolta, quando la luce di un lampo oltrepassa le lamelle delle persiane, si posa su una figura accovacciata ai piedi del letto, tratteggiando i suoi contorni con un fiotto d'argento vivo, raccogliendosi nei suoi occhi che brillano come due rubini malvagi. L'urlo risale dalla gola di Bianca, ma le sue corde vocali vibrano appena, trasformandolo in un rantolo appena udibile che le inciampa fuori dalle labbra paralizzate. Il primo istinto, come al solito, è quello di gettarsi fuori dal letto e fuggire, ma il suo corpo è rigido, al pari di un asse di legno. I muscoli le si contraggono impotenti su uno scheletro che non reagisce. Il cuore si spreme in battiti frenetici, il respiro entra ed esce dalla bocca come l'uccellino di un cucù impazzito. Quando le tenebre tornano, 2 lumicini rossi restano accesi, dando l'idea di braci di sigaretta sospese sopra il letto. È arrivato, come ogni notte. 5 giorni prima. Le porte a libro dell'autobus si ripiegarono con uno sbuffo, liberando una vociante colata di studenti che sciamarono subito verso l'austera facciata grigia del liceo. Quasi tutti avevano il naso tuffato nello schermo di uno smartphone e non pochi avevano gli auricolari inseriti nelle orecchie. Un refolo di aria fredda sollevò i lunghi capelli mossi di Bianca, intirizzendole la pelle delle guance, inducendola a sollevarsi sul naso la sciarpa scarlatta a bande oro con ricamato sopra lo stemma di Grifondoro. Un regalo che Leo le aveva fatto per il compleanno, dono quanto mai gradito per una Pottered suo pari. La sua figura spiccava su quasi tutte le altre studentesse e anche su un buon numero di ragazzi, dal momento che sfiorava il 1,75 m di statura. Un fenicottero rosa che si faceva elegantemente strada tra le anatre. Procedeva con le mani riparate nelle tasche del bel Montgomery lillà, senza cellulare e auricolari, le guance arrossate dal freddo. Dovendo tirare e indovinare, nessuno l'avrebbe mai presa per sarda. Con il suo fisico snello, la pelle di panna, le lunghe ciocche biondo fragola che le sfuggivano dal berretto di lana e gli occhi verdi appena intorbiditi da una sfumatura grigia. Pareva uscita da qualche ballata nordica, una giovane valchiria che marcia sul campo di battaglia in cerca di eroi da condurre alle delizie eterne del Valhalla. In un certo qual modo era proprio quel che stava facendo. Sovrastando i compagni, scandagliava i dintorni alla ricerca dell'altrettanto svettante figura di Leonardo Arenera, il ragazzo che frequentava da quasi un anno. Non fu difficile individuarlo. Anche lui era un perticone, che si faceva notare anche quando dribblava gli avversari tra i 2 canestri del Palasirbones. Le dava alle spalle, tutto concentrato a contemplare insieme una combriccola di amici lo schermo di un cellulare, dal quale l'inconfondibile voce fastidiosa della tiktoker Elisa Esposito teneva una lezione di corsivo prontamente scimmiottata da Paperino. A giudicare da quanto gli spettatori sghignazzavano, doveva essere un video parecchio buffo. Staccandosi dal gruppo appena sceso dall'autobus, Bianca oltrepassò i portoni della scuola, muovendosi alle spalle di Leo. Uno degli altri tipi radunati attorno al cellulare sollevò gli occhi notandola, ma lei si portò prontamente un dito alle labbra e il ragazzo, con un mezzo sorriso, riabbassò lo sguardo. Libera di agire, colmò silenziosamente gli ultimi metri che la separavano da Leo, prima di conficcargli l'indice nelle costole a destra e a sinistra. Il giovane saltò sul posto con un singhiozzo stridulo che fece esplodere un coro di risate da parte degli astanti. Girò su se stesso, il volto rosso di imbarazzo, ma con un sorriso regolare che gli scintillava sotto al naso. Si protese in avanti e Bianca fece un passo indietro, sorridendo a sua volta, emettendo un piccolo strillo quando la mano di lui le agguantò un capo della sciarpa, tirandola a sé con decisione priva di violenza, fino a quando non la ebbe abbastanza vicino da agganciarle le spalle con un braccio e baciarla. Fu tutto così spontaneo e al contempo coreografico che valse loro un coro d'apprezzamento da parte di quanti videro la scena. Qualcuno esalò un «oh» sarcastico, mentre un altro suggerì loro di trovarsi una stanza, ma senza eccessiva malizia. Per Bianca il mondo smise di esistere per 5 secondi. Persino il pungente freddo di gennaio si convertiva in calore quando Leo la stringeva a sé. Certe volte
Era un po' in apprensione per l'intensità del sentimento che lui era capace di scatenarle. Qualcosa di decisamente troppo forte e misterioso perché lei potesse comprenderlo pienamente. Era come trovarsi davanti a una vera svolta nella sua vita, la prima di una serie di importanti biforcazioni che, una dopo l'altra, avrebbero plasmato la sua esistenza futura. Si era già persino parlato di sesso, cosa che l'eccitava e terrorizzava in egual misura, una decisione che una volta presa l'avrebbe cambiata nel corpo e nella mente, dando un taglio netto all'infanzia e a tutte quelle cose che un tempo erano state il suo mondo. A volte non vedeva l'ora, mentre in altre occasioni si sentiva disperata, chiedendosi perché l'età adulta dovesse strisciare in situazioni tanto spaventose. Sentì lui ritrarsi, ma lo trattenne. Ancora un attimo, ancora un po'. Al diavolo se tutti guardavano, al diavolo gli amici di Leo che facevano gli scemi mandandosi baci e facendo battute sul diabete. Al diavolo le vipere che scoccavano loro sguardi di invidia altezzosa. Sapeva bene cosa si bofonchiasse lungo i corridoi. Bianca De Villa e Leonardo Arennera e Giulietta e Romeo del liceo scientifico dell'Edda, belli come due attori di un teen drama. Lei che primeggiava in tutte le materie e lui che canestro dopo canestro scolpiva il sogno di diventare titolare in qualche squadra di basket. C'era chi augurava loro le peggio cose per la sola colpa di essere felici e chi li vedeva come la prova che l'amore esiste davvero. In un caso o nell'altro, Bianca avrebbe preferito che riversassero altrove il loro malcontento e i loro desideri. Inspirò profondamente. Nel naso, insieme all'aria fredda, entrò il tepore della pelle di Leo. L'aroma del profumo di Paco Rabanne è quello più adolescenziale, frizzante e muschiato degli ormoni trasudato dal suo corpo. Un sentore animale che, lo sapeva, un giorno l'avrebbe convinta a sdraiarsi nuda su un letto, permettendogli di trasformarla da bambina a donna. Lo sguardo di Bianca venne come attratto da qualcosa che si spostava ai limiti del suo campo visivo, dove scorgeva solo ombre sfocate. Dapprima non vide che una voluminosa macchia scura che, mettendosi a fuoco, si trasformò nella sagoma tarchiata di una ragazza in sovrappeso, il vasto seno e la pancia gonfia stretti in un brutto giaccone viola metallizzato. Quella ragazza ricambiava il suo sguardo. C'era dolore in quegli occhi scuri, un dolore rabbioso, impotente e senza pietà, un sentimento che rivolgeva tanto all'esterno quanto all'interno, o almeno questa fu l'impressione che attraversò la mente di Bianca in quel momento. Poche cose l'avrebbero indotta a disgiungere le labbra da quelle di Leo, e l'occhiata di astio sofferente che a Mariangela Maio le stava rivolgendo entrava a far parte di quella scarna lista. Durò poco, 3 o 4 secondi in tutto, ma Bianca sentì quegli occhi perforarla con qualcosa di molto diverso dal falso disgusto e dall'invidia delle altre compagne. Contenevano qualcosa di più potente, di viscerale, la sofferenza di un bambino povero che attraverso una vetrina vede un coetaneo ricco accaparrarsi il modello di bicicletta che tanto bramava, ma che non avrebbe mai potuto permettersi. La mise a disagio. Mariangela s'inserì nella fiumana di scolari che scorrevano oltre i portoni, la faccia puntata verso il basso, le mani tozze che stritolavano le spalline del consunto zaino Invicta. Gli altri le sciamavano attorno senza notarla, evitandola con la noncurante naturalezza con la quale si scansa un bidone dell'immondizia che manda cattivo odore. Ancora un po' turbata, Bianca lasciò che Leo la conducesse verso i portoni, sempre tenendole un braccio attorno alle spalle. Le loro ombre scivolarono sulle bacheche degli annunci e si riflessero sui pannelli di vetro che ricoprivano il gabbiotto della segreteria, oltre i quali Antonia e Sofia, le due bidelle, chiacchieravano animatamente, rimestando con fare automatico la palettina di plastica nel cappuccino. Salita la prima rampa di scale, Bianca e Leo dovettero separarsi, dal momento che non frequentavano le lezioni nella stessa classe. Sulle prime, il braccio muscoloso del ragazzo parve non voler mollare la presa. Dopotutto, la prima ora era di matematica e i ritardi del professor De Angelis erano ormai materia da leggenda.
Purtroppo, gli fece notare Bianca con un sorriso un po' triste, anche le lavate di capo della professoressa Spano erano altrettanto mitiche e lei era puntuale come un orologio svizzero. Leo si chinò, riuscendo a stamparle in bocca un ultimo bacio, prima di incamminarsi lungo il corridoio, camminando a ritroso come a voler guardarla fino all'ultimo istante. La professoressa Camilla Spano, oltre a essere l'insegnante di storia e letteratura italiana, era anche una vera eminenza grigia del liceo Deledda, una figura che sapeva incutere più timore e rispetto di quanto potesse fare lo stesso preside. Nel corso degli anni, generazioni di studenti avevano intessuto attorno a lei un'aura mitica, tanto che tutte le matricole, in un modo o nell'altro, apprendevano delle sue gesta ancor prima di iscriversi all'istituto. Il suo aspetto bastava da solo a elevarla sopra gli altri insegnanti banali e poco appariscenti. Era sulla sessantina, molto alta, priva di seno, nodosa come un ulivo e altrettanto scura di carnagione. Gli occhi piccoli e di un verde così brillante che quando si puntavano su qualcuno facevano il medesimo effetto di due fanali che abbagliano un animale mentre attraversa la strada. Molti affermavano che quel verde era troppo intenso per non essere frutto di lenti a contatto, ma anche in quel caso ciò non sviliva per niente il carisma di quello sguardo. I capelli parevano una colata di piombo che le scendeva dalle spalle e si interrompeva poco prima delle natiche, il che le conferiva un'aria stranamente giovanile, ma anche da fattucchiera, e quest'ultima impressione era accentuata da tutta la chincaglieria vagamente esoterica d'argento brunito e turchesi con la quale amava ornarsi polsi e collo, e che sottolineava ogni suo movimento con un soffuso tintinnio. Anche il suo guardaroba originava lo stupore più genuino. Contrariamente ai colleghi che sedevano dietro la cattedra con abiti piuttosto formali, la professoressa Spano si presentava a lezione inguainata in abiti di lana verde, stretti in vita da cinturoni di cuoio lavorati a sbalzo che non sarebbero apparsi fuori luogo attorno al corpo di Conan il Barbaro, il tutto completato da voluminosi alti stivali stile country. E questi erano solo gli abbinamenti più normali. In certi casi, solitamente con la bella stagione, il suo vestiario si faceva ancor più sbarazzino, con giacche di jeans decorate da perline accompagnate da pantaloni a zampa di elefante. A causa di quella stravaganza e dell'età mostrata dal suo viso rugoso, molti alunni maschi, ben attenti a non farsi scoprire, l'avevano ribattezzata dietro liceo, davanti museo. Su di lei gli studenti componevano canzoni come i bardi farebbero con gli eroi o con i tiranni, e si poteva dire che la professoressa Spano, a seconda della situazione, incarnasse entrambe queste figure. Durante la sua ora il silenzio era mantenuto assoluto e i pochi temerari che avevano osato disturbare erano stati ripagati con interrogazione a sorpresa, compiti extra e punizioni tanto fantasiose quanto efficaci. D'altro canto, per quanto temuta, era anche ampiamente apprezzata. Era lei a proporre e organizzare le gite didattiche più interessanti, che di solito avevano come assi di rotazione la riscoperta e rivalutazione delle risorse regionali, sia dal punto di vista pratico che folclorico. Bianca serbava con vivido entusiasmo bellissimi ricordi del viaggio a Sunuragi e al pozzo sacro di Sant'Anastasia. Ma non c'era entusiasmo nell'aula in quel momento. La professoressa aveva estratto dalla sua temuta cartella di pelle gialla un plico di fogli che ebbe il potere di rendere l'aria pregna di tensione. Accompagnata dal rumore dei tacchi dei suoi stivaloni alla Calamity Jane, l'insegnante iniziò a passare tra i banchi, consegnando i compiti in classe che gli studenti avevano compilato la settimana precedente. L'esito si leggeva sui volti non appena scorgevano il voto segnato in rosso sull'angolo destro del foglio. Quasi tutti mostravano sgomento, delusione e ogni gradazione intermedia. Solo pochi, e Bianca era fra questi, si aggiudicarono il massimo. Udendo il rumore di qualcuno che tira su col naso, si volse alla propria sinistra. Mariangela sedeva scomposta a quel banco che pareva assurdamente piccolo, data la sua mole. Si teneva una mano premuta sulla bocca e aveva l'espressione di chi sta combattendo una dura battaglia contro il pianto. E la stava anche perdendo, a giudicare da come le luccicavano gli occhi. Non avrebbe dovuto sorprenderla.
Tutti sapevano quanto fosse scarsa negli studi e da ciò che riusciva a intravedere sul compito di Mariangela era chiaro che avesse cannato quasi tutte le risposte. Tuttavia, un moto di pietà sorse nel cuore di Bianca. Quasi avvertendo un paio di occhi su di sé, Mariangela si volse di scatto. Imbarazzata per essere stata colta sul fatto mentre la guardava, Bianca tornò a prestare attenzione allo svolazzante numero 10 che spiccava sulla sua verifica. Tutto l'orgoglio provato per quell'ennesima riprova della sua bravura sfumò in qualcosa di molto simile al senso di colpa, tanto che coprì quel 10 con l'astuccio. Pensò di tornare a sbirciare Mariangela solo per sapere se la compagna la stesse ancora fissando. Ma prima di decidersi, qualcuno bussò alla porta dell'aula, facendo sollevare tutte le teste. All'invito della Spano di farsi avanti, entrò la figura bassa e tarchiata della bidella Sofia, la zazzera di capelli grigiastri che sfuggivano al controllo delle forcine. Sotto al braccio stringeva un plico di moduli gialli che fecero evaporare Mariangela dalla mente di Bianca. Erano i documenti da compilare per le gite. Un lieve brusio si spostò da un capo all'altro della classe. Mentre la bidella tornava in corridoio con la sua andatura ondeggiante, la professoressa Spano tornava a vagare tra i banchi, distribuendo i moduli. Nel leggere le prime righe, il cuore di Bianca piroettò come un delfino. Erano state fatte diverse proposte per la gita di gennaio e fortunatamente era stata scelta quella da lei sperata, ovvero il carnevale tradizionale di Oliena. Vi aveva assistito solo una volta, quando aveva 7 anni, e i ricordi di quella festa erano rimasti impressi in modo indelebile dentro di lei, anche se col tempo erano sfumati in qualcosa di onirico e frenetico, come una visione avuta durante il sonno. Il sorriso le affiorò alle labbra istintivo, senza che se ne rendesse conto. Proprio come non si avvide degli occhi scuri di Mariangela Maiu che la fissavano. La palestra rimbombava di scricchiolii prodotti dalle sole di gomma sul linoleum e dall'eco del pallone da volley che veniva fatto rimbalzare. L'aria surriscaldata dai condizionatori olezzava del sudore di adolescente dopo la prima ora di esercizi generici, ma adesso, come al solito, l'insegnante aveva separato la classe in 2 gruppi. I maschi giocavano a calcetto nel campo all'esterno, mentre le ragazze organizzavano una partita di pallavolo. Una volta che ebbe indossato le protezioni ai gomiti e alle ginocchia, Bianca si unì alla sua squadra, l'adrenalina che le infiammava le vene. Contrariamente alla maggior parte delle sue compagne, amava le ore di ginnastica. Eccitata, scrutò le avversarie attraverso i rombi della rete che tagliava a metà il campo da gioco. Non sembravano particolarmente entusiaste né atletiche, meno che mai Mariangela, relegata al posto di difensore destro. Il suo faccione olivastro, che sembrava direttamente posato tra le spalle, recava l'espressione di chi vorrebbe che il tempo scorresse 3 volte più veloce. Bianca non era mai stata ostile verso ragazze meno alte o fuori forma, ma la vista di Mariangela, specie in tenuta da ginnastica, la irritava particolarmente. Possibile che quella stupida non si rendesse conto di quanti danni si facesse continuando a ingrassare in quel modo? Riusciva a contare ben 3 voluminosi rotoli di grasso sporgere dai fianchi della maglietta attillata, per tacere delle cosce che sembravano enormi prosciutti tremolanti. Le caviglie avvolte dai calzettoni erano tubolari, mentre le ginocchia scomparivano in un ricciolino di lardo. Al fischio dell'insegnante, la palla cominciò a rimbalzare impazzita da giocatrice a giocatrice, sorvolando spesso la rete o finendo spedita sul pavimento da poderose schiacciate. Nel suo ruolo di centrale, Bianca era spietata. Più alta e più forte delle compagne, riusciva a fare muri impenetrabili e a produrre schiacciate che volavano nel campo avversario come folgori. Set dopo set, la sua squadra guadagnò un notevole distacco, in parte grazie all'abilità di Bianca e in parte agli errori di Mariangela, che sembrava genuinamente terrorizzata dalla palla e pareva far di tutto per non venirne a contatto, al punto da attirarsi le ire delle compagne. Il tempo stava per terminare. Bianca aveva le mani pulsanti e insensibile a furia di palleggi, i polsi arrossati per via dei ripetuti bagher, ma il cuore le pompava in corpo gioia e sangue in egual misura. L'energia della competizione la faceva sentire viva, i muscoli reagivano pronti e vogliosi di mostrare la loro abilità. Ci fu uno scambio particolarmente accanito.
Una dozzina di braccia snelle si alzava e abbassava a ritmo serrato, la palla che non toccava terra da diversi minuti, come una bomba che viene passata di mano in mano prima dell'esplosione. Gli occhi di Bianca non le si staccavano, ignorando il sudore che li faceva bruciare. Vide la sfera di cuoio volare al suo indirizzo, flesse le gambe e i potenti muscoli la proiettarono in aria al pari di una molla, quasi che su di lei la gravità non avesse effetto. Volò oltre la rete. I suoi occhi verde grigio puntarono Mariangela con la lucida freddezza di un cecchino che guarda il bersaglio attraverso il mirino di un M40. Per qualche ragione, una parte sconosciuta di lei prese il sopravvento al vederla così debole, inetta e spaventata. La sua personalità sfaccettata si annullò, sostituita da qualcosa di atavico, animalesco, l'istinto brutale e assassino di un predatore che fiuta il sangue della preda. Durò una frazione di secondo, ma le parve un periodo di tempo infinito e in quella parentesi la voglia di guadagnare un punto si convertì nel desiderio crudele inatteso di fare del male alla compagna inerme. Quando tentò di impedirselo, era già troppo tardi. Nella palestra riecheggiava il suono secco e letale della sua mano che imprimeva energia alla palla e questa volò come un proiettile dritta e impietosa all'indirizzo del bersaglio. Bianca ricadde verso il basso, la chioma che le si solleva in un'onda d'oro ramato. Oltre i rombi della rete vide Mariangela tentare un goffo bagher, strizzando gli occhi, il volto contratto in una smorfia di panico puro. L'oggetto le atterrò violentemente sui polsi, per poi rimbalzarle in piena faccia con sadica precisione. Un maremoto di grasso sconvolse le trippe della ragazza. I suoi capelli scuri e crespi si scossero come una foresta spazzata da un uragano, mentre l'impatto le proiettava la testa all'indietro. Sbilanciata da quella mazzata tremenda, Mariangela oscillò all'indietro, le braccia flaccide che si separavano in un tentativo sgraziato di recuperare l'equilibrio. Ma la gravità fece il resto, trascinandola al suolo. Le natiche le si staccarono un istante da terra, le gambe scalciarono all'insù prima che anche i talloni tornassero a ricadere. Un secondo di silenzio. Poi risate, forti, acute, irose e beffarde. La palestra ne fu infestata come da un nugolo di mosche che fiutano una carogna. Bianca si rese conto di ridere solo quando tentò di frenarsi, vergognandosi di se stessa e al contempo ripetendosi che in tutto ciò non c'era niente di male. Anche le altre ridevano, persino il professore aveva alzato gli occhi al cielo al vedere quell'ennesimo capitombolo di Mariangela. Intanto la ragazza ferita stava faticosamente rotolando sul fianco, puntellandosi con il gomito sinistro, la faccia seminascosta dalla mano destra, medaglioni rossi le erano comparsi sul bianco della maglietta. Il professore fu il primo ad accorgersene e la sua espressione da scocciata si fece più seria nel momento in cui si chinava per aiutare l'allieva a rimettersi in piedi. Mariangela tremava e singhiozzava sotto la mano, gocce di sangue le scivolarono tra le dita andando a macchiare il linoleum arancione. Le risate si erano spente, assorbite dal brusio dei condizionatori, ma gli sguardi delle ragazze non mostravano alcun rimorso. Si scambiarono mormori sarcastici e insofferenti. Era già successo che qualcuno di loro si beccasse una pallonata in faccia, e con questo nessuna si era mai messa a frignare come una mocciosa delle elementari. Tuttavia, che accedere a quell'istinto infantile fosse proprio Mariangela aveva un che di predestinato. Fin dal primo anno aveva sempre ricoperto il ruolo di reietta, l'ultima ruota del carro, quella a cui potevi sempre mollare il pacco se avevi avuto una giornata storta, e che non sapeva mai farsi valere quando gli urlavi addosso. All'intervallo restava in classe a divorare le pardulas, a fissare dalla finestra gli altri che schiamazzavano, fumavano e pomiciavano nel cortile. L'insegnante ordinò alle allieve di entrare negli spogliatoi, mentre Mariangela veniva scortata in infermeria dalla bidella Sofia. Sotto il caldo getto della doccia, Bianca ascoltava le compagne rivivere l'avvenimento e commentarlo tra le risa. La cosa che più le impressionava era il sentire di provare gusto per aver dato vita a tutto ciò. Pur vergognandosene, c'era una zona di lei che non solo godeva, ma che aveva voluto fare del male a Mariangela solo perché
Beh, perché era così che doveva essere, no? Era l'elemento debole del branco, la femmina beta, la valvola di sfogo collettiva, il capro espiatorio. Perché ci pensava? Ormai era successo, non poteva più farci niente. Beh, forse avrebbe potuto scusarsi. No, non sembrava una buona idea. Era stato un incidente, persino una persona ottusa come Mariangela doveva capirlo. Non aveva agito di proposito, non completamente. Tornarono al piano superiore, fresche di shampoo, balsamo e deodorante. Era l'ultima ora. La campanella avrebbe fatto sentire la sua voce entro pochi minuti. Quindi gli alunni si stavano accalcando sul fondo dell'aula, depredando la fila di attaccapanni. Facendosi larga a sua volta, Bianca afferrò il suo Montgomery infilandoselo e quando allungò la mano per raccogliere anche la sciarpa di Grifondoro, si rese conto con un tuffo al cuore che non c'era. Il gesso stridette leggermente nel soccorrere lungo la lastra di ardesia posata sul tavolo, tracciando un triangolo equilatero con la punta rivolta in giù. Non erano linee perfette, si biforcavano agli angoli e presentavano irregolarità laddove la mano che le aveva disegnate aveva tremato di rabbia. Ma era giusto così. Non si poteva ricorrere a quel sistema senza una buona dose di collera e lei ne aveva scorte di anni. Non provava senso di colpa. Lo aveva inumato nella cripta dove stavano sepolti sogni e speranze. Paura, questa sì. Era la prima volta che si approcciava a qualcosa di simile e temeva di sbagliare o che ciò che stava per scagliare contro Bianca de Villa trovasse il modo di rivoltarsi contro di lei. Sapeva che tale possibilità esisteva, ma confidava nel fatto che l'eventualità rimanesse remota. Spostò lo sguardo sul libro aperto lì di fianco. Lo aveva acquistato in un mercatino di Arbatax 2 o 3 anni prima, ma non l'aveva mai usato, sebbene ci avesse pensato in diverse occasioni. Se le avessero chiesto come mai avesse deciso di spendere i 4 euro necessari a comprarlo, non avrebbe saputo dare una risposta esauriente, tranne che era sempre stata attratta dai tarocchi, dall'esoterismo e dalla cabala. Con una punta di orgoglio avrebbe potuto aggiungere che, sebbene non avesse mai messo in pratica nulla di quanto l'affascinava, ce l'aveva nel sangue. Sua nonna era stata una rinomata cartomante, una di quelle che sanno prevedere la sorte facendo cadere una goccia d'olio in un piatto pieno d'acqua, e alcuni vociferavano che fosse una coga, ovvero una sorta di strega. Aggrappandosi a quei ricordi, la mano disegnò un secondo triangolo dentro il perimetro del primo, stavolta con la punta verso l'alto, proprio come indicava l'illustrazione. Un vero peccato che quel libretto fosse così malconcio. Dalla rilegatura erano sfuggiti interi gruppi di fogli e quelli che restavano erano laceri, mangiucchiati dai topi o sbiaditi. Sulle pagine gialle e flaccide di muffa erano malamente stampati disegni e colonne di testo in dialetto nuorese, così stretto che più di una volta aveva faticato a tradurlo, nonostante lo conoscesse bene. Non figuravano né l'autore né la casa editrice, ma a giudicare dall'aspetto e dall'usura quel volume arrivava da un passato vecchio di 100, forse persino 200 anni. Tempi in cui rituali come quello che aveva in animo di praticare non erano così insoliti. Seguendo le istruzioni, posizionò le candele sulla lastra, una per ogni angolo della figura. Afferrò un accendino a stecca, facendolo scattare. Gli stoppini sfrigolarono sommessamente quando la fiamma li sfiorò. Gli aloni delle 3 candele si unirono a formare un bagliore circoscritto che generò ombre tremule sulle pareti. Tolta la luce dei lampioni che penetrava dalla finestra che dava su Corso Garibaldi, era la sola illuminazione della stanza. Come da un altro mondo fluivano gli schiamazzi degli avventori del caffè Tettamanzi, quasi a volerle rammentare che mentre lei si consumava nella rabbia, il mondo proseguiva indifferente. Era così incongruo trovarsi lì, alla luce delle candele, a praticare magia nera e allo stesso tempo ascoltare il mescolio di voci che si lamentavano del rincaro dei carburanti, della deriva politicamente corretta di Netflix e discutevano di partite di calcio. Ma sentirsi esclusa era abituale per lei.
Non ricordava un solo giorno in cui non avesse provato la sensazione di vivere separata dagli altri da un'invisibile bolla di vetro. Nell'avvertire il sollevarsi della tristezza, focalizzò la propria mente altrove in modo da concentrarsi sulla rabbia. Fu facile. Le bastò ricordare quel che era quasi stato suo e che le era stato portato via. Il corpo bronzeo del ragazzo che emergeva dalle acque scintillanti di riva di ponente, il suo languido stiracchiarsi al sole. Così bello da togliere il fiato, così vicino che avrebbe potuto allungare una mano e prenderlo, ma poi ecco che arrivava lei con i suoi capelli dorati, i capezzoli che sporgevano da sotto la stoffa del costume bagnato, una dea nordica che calpestava le spiagge farinose della Sardegna, impareggiabile, imbattibile. E infatti aveva perso la lotta. E da quel momento in poi solo dolore e rabbia per tutti i giorni a venire. I suoi movimenti tradivano tale odio mentre afferrava le forbici con la destra e la sciarpa con la sinistra. Un effluvio di profumo femminile si liberò dall'indumento e le raggiunse il naso, facendola fremere. Le lame gemelle scattarono in micidiale sincronia, sminuzzando la lana rossa e oro, riducendola in fibre che strappò ferocemente con le dita, ansimante. Intrappolati nella trama dell'indumento c'erano anche alcuni lunghi capelli che scintillavano come filigrana di rame. Li prese e li unì all'ammasso di fibre prima di strofinarli tra i palmi delle mani, i denti stretti, rivivendo quei ricordi che solitamente teneva chiusi a chiave, troppo taglienti, ma che adesso rivelavano la loro utilità. Facevano male, ma per la prima volta tale sofferenza tornava a suo vantaggio, imbevendo quel rito di una potenza ardente. Bianca avrebbe dovuto soffrire 3 volte di più di quanto aveva sofferto lei. Non fu complicato realizzare quell'abbozzo di figura umana con i fili di lana, qualche nodo, qualche treccia, ed ecco che stava posizionando nei 2 triangoli una sorta di rozza bambolina scarlatta e gialla. Mancava l'ultimo atto. Afferrò l'oggetto che aveva preparato in precedenza, contemplandola alla luce semovente delle 3 candele. Era fatto di DAS colore argilla, con impresse le sue impronte digitali in superficie, una tozza figurina accosciata e grottesca, la faccia larga dai tratti mostruosi, gli occhi spiritati, la bocca enorme. Somigliava a quel che potrebbe produrre un bambino delle elementari con la plastilina nell'ora di artistica. Ma c'era un che di profondamente sgradevole in quell'artefatto, quasi che tutta la credine della sua creatrice vi fremesse dentro. Dalla sommità salivano ciuffi lunghi e scuri di capelli. Erano i suoi. Con un gesto brusco calò quella statuetta sopra la bambolina di fili di lana, schiacciandola. Le candele si spensero di colpo. La luce cremosa della Bajur accarezzava le piccole, esili figure di antichi guerrieri che marciavano sulla mensola sotto lo sguardo imbronciato della maschera da mamutone, illuminando la scrivania piena di libri e quaderni dove spiccava il modulo giallo per le gite, già compilato e firmato dalla madre di Bianca. Sdraiato sul letto, il corpo della ragazza formava un angolo ottuso, con la schiena sul materasso e le lunghe gambe tornite che svettavano in alto, i talloni poggiati alla parete, le caviglie incrociate. Teneva il cellulare contro l'orecchio, attorcigliandosi le ciocche attorno all'indice dell'altra mano, il viso trasognato mentre ascoltava la voce di Leo arrivare dall'altro capo della linea. Quelle chiacchiere serali erano la parte della loro relazione che preferiva, anche se non gliel'aveva mai confessato. La conversazione di quella sera risultò particolarmente balsamica, dal momento che aveva continuato a ripensare all'incidente in palestra per tutto il giorno. Pur impegnandosi a cacciare quel fatto dalla propria mente, le si era riproposto a più riprese, come a tenderle agguati. Rivedeva Mariangela che usciva ingobbita dalla palestra, la mano che le celava bocca e naso, il sangue che sfuggiva tra le dita. Quell'ultimo particolare era anche il più vivido. Alla fine non le aveva chiesto scusa.
Anzi, all'uscita da scuola era stata piuttosto lesta a raggiungere la fermata del bus. Non che temesse ritorsioni di qualche tipo, ma non voleva che per caso le loro strade si incrociassero. Già sarebbe stato imbarazzante ritrovarsi l'indomani nella medesima aula. Nonostante lei e Mariangela fossero compagne di classe fin dal primo anno, si erano rivolte la parola in pochissime occasioni. In realtà Bianca non aveva mai fatto parte della combriccola di studentesse che avevano trasformato Mariangela in un antistress vivente sul quale sfogare la propria frustrazione. Semplicemente erano sempre state fuori dai reciproci radar. Almeno per quanto riguardava lei, perché aveva come l'impressione che Mariangela in qualche modo la tenesse d'occhio e credeva anche di conoscerne il motivo, ovvero Leo, il suo ragazzo. Pensarlo era quasi incredibile, considerando quanto quel giovanotto era brillante e popolare, ma se il destino non avesse cambiato idea all'ultimo istante, Leo avrebbe seriamente rischiato di diventare la controparte maschile di Mariangela. Fino all'ultimo anno delle medie era stato basso di statura e grassoccio, con l'acne che gli rendeva il viso un fenomeno di vulcanesimo e una brutta dentatura ingabbiata in un complicato apparecchio ortodontico. A quell'epoca Bianca lo conosceva soltanto di vista, nonché attraverso i nomignoli infami che altri scolari gli avevano appiccicato addosso. E mai nella vita avrebbe pensato che in capo a qualche anno si sarebbe trovata a fantasticare di perdere la verginità proprio con lui. Tuttavia, nell'arco di tempo tra la terza media e la prima superiore, Leo aveva fatto coppia fissa con un'altra ragazza, ovvero proprio Mariangela. Sembravano fatti per stare insieme, entrambi bassi e bruttini, esclusi da qualunque altra cerchia di amici, pieni di interessi in comune. Forse non erano mai stati propriamente fidanzati, ma il loro rapporto sarebbe di sicuro maturato in tal senso, se solo di punto in bianco l'organismo di Leo non si fosse ridestato dal letargo, iniziando a foraggiare le caldaie della pubertà con badilate di ormoni. Dall'oggi al domani, quasi fosse stato il brutto anatrocolo che si risveglia cigno, aveva iniziato ad allungarsi di statura, assorbendo i chili di troppo e convertendo la ciccia in una muscolatura potente, stimolata da un metabolismo sempre più svelto e divorante. L'apparecchio ortodontico che gli era costato tante prese in giro e tanto indolenzimento, alla fine aveva messo ordine nelle sue arcate, trasformando quella staccionata sghemba in una bianca palizzata regolare. La battaglia contro l'acne era stata senza quartiere, ma alla fine era stata vinta a colpi di Topexan. Da emarginato che era, aveva attuato una rimonta sorprendente, iniziando gli allenamenti di basket che da un lato avevano forgiato la sua corporatura e dall'altro l'avevano reso il centro di un piccolo sistema solare di amici e ragazze. Purtroppo la maturità non era stata altrettanto clemente con Mariangela, le cui qualità non erano mai sbocciate in qualcosa di aggraziato e affascinante. Anzi, se possibile, il passaggio di testimone dall'infanzia all'adolescenza aveva esacerbato i suoi difetti, plasmando la immagine e somiglianza di una di quelle divinità neolitiche che talvolta affiorano durante gli scavi archeologici, tutte natiche, pancia e seno. Come un satellite che si allontana dall'orbita del proprio pianeta, così era stato per Leo e Mariangela. Ciò che li aveva accomunati e uniti si era sfibrato, facendo sì che uno risalisse la piramide sociale, mentre l'altra rimanesse schiacciata dalle fondamenta. A volte Bianca si era chiesta se Mariangela la odiasse per avere a tutti gli effetti usurpato il posto accanto a Leo che un tempo era stato suo. Chiusa la chiamata, inserì il caricabatteria, spense la luce e scivolò sotto la coperta, rannicchiandosi nel tepore che si formava a poco. Amava sentire l'avanzata del sonno che le intorpidiva il corpo, risalendole fino al cervello. Le ricordava una puntata di Siamo fatti così, con gli omini microscopici che spegnevano le luci una alla volta, disattivando tutte quelle funzioni non più necessarie. La giornata le si scomponeva dietro le palpebre come un mosaico che si sgretola. Immagini e rumori rallentavano il loro vorticare, frammenti di pensieri guizzavano come pesci. Il bel voto di storia, l'imminente gita oliena, il bacio di Leo, la sciarpa rubata. Aprì gli occhi. Di colpo era del tutto sveglia, ma non sapeva cosa l'avesse strappata al sonno. Quanto tempo era passato?
Ricordava di essersi appisolata sul fianco, mentre ora si trovava distesa sulla schiena, il viso rivolto al soffitto. Volle girarsi a controllare la sveglia, ma scoprì con un moto di panico di non poterlo fare. Tutto il corpo era stretto in una paralisi. Riprovò dando la colpa al torpore. Sotto la pelle sentì i muscoli sussultare, ma niente di più. Nonostante ciò, cuore e polmoni reagirono prontamente alla paura quando essa prese a farsi strada dentro di lei. Cosa stava succedendo? Tentò di urlare. Le corde vocali fremettero nella sua gola come elastici tesi e pizzicati, ma il suono non superò la barriera delle labbra ostinatamente immobili, riducendosi a un mucolio pieno di terrore. Solo i suoi occhi parevano svincolati da quella fissità, roteavano nelle orbite al pari di frenetici cuscinetti a sfera in ogni direzione. Fu così che incrociarono il suo sguardo. Era comparso sopra di lei così inaspettatamente da mozzarle il fiato. Di nuovo la gola di Bianca liberò grida che però rimasero quasi sotto la soglia dell'udibile. Non poteva crederci. C'era qualcuno in camera sua. Un estraneo era appena salito sul letto, mettendosi a cavalcioni su di lei, schiacciandola al materasso con il suo peso. Pensò un incubo. Doveva essere un incubo. Il respiro, entrandole e uscendole dalle narici, portava al suo olfatto la testimonianza che tutto questo era reale. Un odore strano, dolce ma putrido, un lezzo appiccicaticcio di persona sudata, di miele andato a male, di frutta marcia. La paura e la nausea le serrarono le viscere. La sua mente palpitante di orrore si interrogò se fosse possibile fare sogni tanto vividi da poter sentirne l'odore. La cosa accovacciata su di lei si chinò. Lo fece con deliberata lentezza, avvicinando il volto a quello teso e agghiacciato della ragazza sottostante, centimetro dopo centimetro. Chiunque fosse doveva indossare una maschera, altrimenti non c'era spiegazione per il suo aspetto. Quel che Bianca poteva decifrare nel velo dell'oscurità erano solo particolari sfumati, ma che nella loro interezza formavano un qualcosa di raccapricciante. L'intruso era tozzo, grasso, quasi informe. Coglieva le forme tondeggianti delle spalle ai lati della testa, persino il tremolio delle carni che inguainavano gli avambracci, il ventre che le premeva contro il seno. La faccia si mostrava tonda, deforme e rigonfia, come se al posto della testa avesse una pagnotta in lievitazione dalla quale sgorgavano un arruffato groviglio di capelli che scendevano in ogni direzione. Gli occhi erano minuscoli e brillavano sul fondo di quelle orbite al modo di due fiammiferi dal basso di un pozzo. Non era solo un'impressione, comprese Bianca inorridendo. Per quanto fosse impossibile, gli occhi di quella cosa emanavano sul serio un luccichio scarlato ipnotizzante. Ma il vero picco di terrore giunse solo nel momento in cui la ragazza immobilizzata scorse ciò che stava agli occhi del mostro. Qualcosa che avrebbe avuto il potere di paralizzarla a prescindere. Non sembrava che la creatura avesse un naso, ma in compenso la bocca era gigantesca. Una sproporzionata voragine che si spalancava come un enorme imbuto dai bordi irregolari, quasi che fosse stata allargata a mani nude. Da quel che le era concesso di vedere, non c'erano denti, ma questo non migliorava la situazione, dal momento che quella bocca pareva grande abbastanza per inghiottirle la testa tutta intera. La sola idea di trovarsi a soffocare in quel foro flaccido e maleodorante la indusse ad agitarsi, anche se il suo corpo rispose ai suoi ordini con un debole fremito appena percettibile. Per la terza volta cercò di strillare, dando fondo a tutte le energie fisiche e mentali, concentrandosi per emettere quell'unico sonoro grido che avrebbe attraversato la porta, volando nella camera dei suoi genitori e testandoli, facendo sì che venissero a controllare, che la salvassero, che scacciassero quel demone. Non ci riuscì.
Impotente, sentendo le lacrime scivolarle dagli angoli degli occhi alle tempie, Bianca contemplò quel mostro calare su di lei, seppellendola sotto un pesante agglomerato di trippe tiepide e umidicce. 2 mani delle dimensioni di guanti da baseball le si avvolsero alla testa. Lo fecero con dolcezza, dandole modo di sentire unghioni simili a scalpelli grattarle il cuoio capelluto. Il miasma la stomacava, il fiato caldo e pestilenziale le si condensava sulla fronte, sulle guance e sulle labbra in una pellicola calda. Avrebbe dato qualsiasi cosa per poter sollevare le mani e pulirsela, grattandosi con le unghie fino a scorticarsi, ma le braccia rimasero inerti lungo i suoi fianchi. L'essere si chinò un altro po', fino a quando la visuale di Bianca venne oscurata dalla sua gigantesca bocca aperta. I mugolii e gli ansimi di terrore che la ragazza spremeva faticosamente fuori dalle labbra parvero trovare eco in quel tunnel di carne. Una pioggerella di bava le si depositò sul naso e sugli zigomi, mentre la creatura le avvolgeva il volto in un bacio mostruoso. Capitava talvolta che la mente di Bianca involvesse in tali stati d'animo da proporle domande delle quali, in tutta coscienza, avrebbe preferito non conoscere la risposta. Per esempio, a volte si era chiesta cosa si provasse nel vivere un abuso. Solo sfiorare la pelle di quella prospettiva era sufficiente a distogliere i pensieri da quelle curiosità morbose. Ma quel giorno pensò che una vittima di molestie si sentisse esattamente come si sentiva lei, in totale balia dello stordimento, a muoversi in un mondo che risultava estraneo, quasi che si fosse risvegliata in un paese straniero, un pianeta del quale non sapeva nulla. Malgrado si fosse fatta la doccia prima di uscire di casa, aveva continuato ad annusarsi furtivamente i capelli, persuasa che tracce di quell'odore dolciastro e putrido fossero sopravvissute al lavaggio, spargendosi da sotto il profumo mannorlato dello shampoo. Temeva che anche gli altri potessero fiutarlo, si sentiva sporca, contaminata. In qualche modo i compagni intuirono lo stato d'animo che tentava di celare sotto strati di falsa noncuranza. Com'è che la bella, la perfetta, la vivace Bianca de Villa aveva la pelle così pallida e opaca? Com'è che aveva scordato di valorizzare col trucco il bel colore opalino con cui la natura aveva benedetto i suoi occhi? Perché, invece di pendere dalle labbra di professori, vigile e pronta a prendere appunti, era rimasta apatica per tutte le ore di lezione, talvolta dando l'idea che fosse sul punto di chinare il capo e appisolarsi sul banco? Aveva disperatamente cercato di non curarsi delle occhiate, vere o presunte, che gli altri li rivolgevano. Si sentiva esposta, quasi che nell'uscire di casa si fosse scordata di vestirsi. Le pareva di essere al centro dell'attenzione generale, di mandare lo stesso cattivo odore che era trasudato dal suo incubo. Ma si era trattato solo di questo, un incubo, un sogno orribile, tremendo e realistico, ma niente di più. Al mattino, pur cercandole, non aveva trovato tracce che facessero intendere l'assalto di un intruso. Aveva persino buttato lì qualche commento casuale ai genitori durante la colazione, domandando se avessero sentito qualche strano rumore quella notte. Entrambi avevano replicato di no, ma ai loro occhi non era sfuggita l'espressione provata della figlia, che aveva dato la colpa alle mestruazioni, sperando che sua madre non ricordasse che le erano già venute. La signora De Villa le aveva proposto di restare a casa, ma lei aveva rifiutato. In realtà le era costato un certo sforzo porsi all'idea di recuperare il sonno perduto, ma voleva riallacciarsi con la vita di tutti i giorni senza perdere il ritmo. Aveva persino accettato un invito al cinema da parte di Leo, mostrando un entusiasmo che assolutamente non provava. Quando le lezioni terminarono e l'autobus le riportò a casa, Bianca si reggeva in piedi a fatica, le membra flaccide e gravide di stanchezza. L'odore che dalla cucina si diffondeva in tutto l'appartamento raccontava di cravaos con sugo e salsiccia, ma invece che allettarla quel profumo le fece palpitare la nausea. Decise di saltare il pranzo, indossare una tuta e sdraiarsi a letto. Prese profondi respiri, gli occhi chiusi.
Il sonno accorse subito come un vecchio amico, ma non venne da solo. Scoprì di trovarsi con le coperte tirate fin sopra la testa, supina, le gambe allungate e le braccia tese ai fianchi, completamente paralizzata. Sentiva l'aroma di lavanda del lenzuolo sul viso, il tepore del proprio corpo intrappolato dalla stoffa, il cuore che produceva un ronzio cupo dietro i timpani. Prese a respirare con affanno. Stava succedendo ancora. Non ci poteva credere. E stavolta era certa di non sognare, era desta, in preda al panico. Venne l'odore, quell'odore, il suo odore. Qualcosa si mosse dal fondo del letto, risalendo il materasso, strisciando verso di lei. Anche sapendo che non ci sarebbe riuscita, Bianca si sforzò di urlare. Udiva la voce delle persone che passeggiavano in piazza. Non era possibile che qualcosa di simile accadesse così, in pieno giorno. La creatura, qualunque cosa fosse, era sotto le coperte con lei. Le si sdraiò sopra, simile a un immenso lumacone di carni flaccide e marezzate di grigio. La sua pelle era viscida, trasudante, un umore che le ricordò quello delle frittelle allo sciroppo d'acero, a patto di averle annusate da dentro una pattumiera in pieno agosto. Chiuse gli occhi e tenne le palpebre serrate, concentrando ogni suo pensiero nell'idea che fosse solo un sogno, un glitch della sua mente, qualcosa che avrebbe potuto far svanire se solo l'avesse voluto, se solo si fosse concentrata abbastanza. Invece non se ne andò, avvolgendole il volto con la bocca priva di mascelle. Nell'atrio decorato di poster e di sagome di cartone, l'odore del burro sui popcorn caldi e delle caramelle assortite stimolò il malessere di Bianca, che rabbrividì. Leo al suo fianco le rivolse l'ultima di una lunga serie di occhiate perplesse. Se le avesse chiesto un'altra volta se era sicura di sentirsi bene, si sarebbe messa a urlare. No, cazzo, non stava per niente bene e si pentiva di aver voluto fare la dura, confermando l'invito anziché annullarlo. Perché diavolo l'aveva fatto? Per dimostrare cosa? E a chi? Beh, a se stessa in primo luogo. La ragazza più bella e più tosta del liceo, più alta di tutte, persino di alcuni insegnanti di certi maschi. Lei non sarebbe mai scoppiata in lacrime per una pallonata in faccia, umiliandosi di fronte a tutte sul campo di gioco. Avrebbe soffiato via il sangue dalle narici, continuando la partita e vincendola. Eppure non stava bene. Avvertiva uno sgradevole tremore alle gambe. Le pareva che ogni suono avesse un riverbero ovattato e che ogni fonte di luce sfumasse. Prima di uscire si era intonacata il viso di crema per la pelle, per togliere ogni sentore del contatto con quella bocca raccapricciante, con il risultato che adesso si sentiva il viso unto. Chissà poi perché l'aveva fatto. Non era mica successo davvero. Sì, invece. No, invece, non era mai accaduto. Per quanto fosse strano fare 2 volte di fila lo stesso incubo, si era verificato solo nella sua testa. Era in piena adolescenza, no? Il suo corpo si stava trasformando, adattandosi a quello di una persona adulta. Forse brutti sogni e allucinazioni facevano parte degli effetti collaterali, come i crampi e i brufoli. Doveva essere così. Lo voleva disperatamente perché se non era quello, allora si trovava in grossi guai, ancora più spaventosi perché non ne capiva l'origine o la ragione. Presero posto all'inizio di una fila di poltroncine. La sala era illuminata da una luce soffusa, con il brusio degli spettatori che stazionava come fumo. Dopo un quarto d'ora di trailer, il film iniziò. Era uno degli ultimi della Marvel, un polpettone tutto estetica di effetti speciali, tutto ergonomiche e corpi definiti con la CGI. Si sarebbe annoiata in ogni caso, ma in quella situazione la trama banale, il calore della sala e la mancanza di riposo si allearono contro di lei, tanto che tenere le palpebre sollevate divenne estenuante. La mano di Leo si posò sulla sua e Bianca si volse a guardarlo, rispondendo al sorriso che lui le rivolgeva. Un senso di colpa risalì il torpore. Era stata taciturna e scontrosa tutta la sera e Leo non aveva battuto ciglio, incassando senza darle la rispostaccia che avrebbe meritato.
Le venne voglia di baciarlo, così, di slancio, e lo fece. Aveva forse cambiato profumo. Non era quello buono e familiare di sempre, era zuccheroso, stucchevole, sudaticcio. Fece per ritrarsi, sferzata da un'improvvisa stilettata di panico, ma una mano 3 volte più grossa di quella di Leo le avvolse dita enormi alla nuca, schiacciandole il viso contro una massa spugnosa che pareva espandersi sul suo volto, soffocandola in una colata di maleodorante gelatina. Bianca si agitò annaspando, sottraendo il capo e liberando una serie di strilli acuti che volarono per la sala mescolandosi ai dialoghi degli attori, facendo scattare nella sua direzione decine di teste. Divincolandosi in quella presa che tentava di bloccarla, la ragazza prese a scalciare e menar pugni, molti dei quali raggiunsero il petto e il collo di Leo che la fissava con paura e confusione. Ansimante gettò gli occhi attorno. Sguardi disconosciuti erano puntati su di lei, beffardi, irritati e perplessi. Aveva l'impressione di sentirseli sulla pelle come insetti, capaci di sbirciare sotto i vestiti, penetrare senza sforzo carne e ossa, fino ai segreti che non confessava neppure a se stessa. Era nuda, completamente esposta e senza difese, un gomitolo di imbarazzo che non può sottrarsi all'infamia e all'oltraggio altrui. Cosa credevano di lei? Che era pazza o stupida? Una sfigata che si addormenta al cinema e si mette a starnazzare quando il suo ragazzo la bacia? Poteva quasi avvertire il brusio irrisorio dei loro pensieri come un ultrasuono. Scoppiò a piangere, senza neanche provare a impedirselo. Qualche risata scoppiettò malignamente nella penombra. Facendo attenzione ai sobbalzi dell'autobus, Bianca inclinò il termos colmo di caffè sulla tazza di plastica, colmandola per metà e portandosela avidamente alle labbra. E dire che il caffè non le era mai piaciuto, considerò con sfibrata, triste ironia. Erano trascorsi 2 giorni, ma le sembrava di non dormire da mesi e che quel malessere durasse da una vita. Ormai tutti si erano accorti che c'era qualcosa di sbagliato in lei, ma la ragazza si era barricata dietro ogni sua difesa, facendosi scudo da qualsiasi tentativo altrui di arrivare alla radice del problema. Voleva credere che fosse solo una fase. Sarebbe passata da sola, col tempo. O così, oppure non aveva idea di cosa fare. Ma parlarne a qualcuno era fuori discussione. Che avrebbe potuto dire? Che gli incubi la perseguitavano non appena si addormentava? O forse che una sorta di spirito maligno l'aveva presa di mira per qualche ragione e andava a molestarla? Quando la sua resistenza si assottigliava, Bianca si trovava sul punto di confidarsi, o con la madre o con Leo, ma poi un terrore mostruoso le impediva di farlo. E se non ci fosse stata una soluzione? Se fosse stato un problema di quelli seri che con il loro palesarsi distruggono le vite di intere famiglie? Armandosi di un coraggio non da poco, aveva osato cercare i suoi sintomi su Google e quel che aveva scoperto quasi l'aveva fatta svenire. Poteva essere tutto e il contrario di tutto. Termini medici spaventosi erano volati fuori dallo schermo, martoriandola come un nugolo di frecce avvelenate. Cancro al cervello, psicosi, schizofrenia, disturbo di personalità. No, era troppo da sopportare. Preferiva non sapere, distogliere lo sguardo piuttosto che dirlo a qualcuno, indagare e scoprire che era un problema insormontabile, che l'avrebbe segnata tutta la vita, impedendole di raggiungere quanto si era prefissata, condannandola a un'esistenza di paura e di isolamento. Si accorse di avere il batticuore e non certo per via del caffè. Perché stava succedendo a lei, poi? Era una ragazza sana, giovane, in forma. Non si era fatta sedurre né dal fumo né dalla droga. Si concedeva un paio di birre alla settimana, svolgeva molta attività fisica, poca carne, tanta verdura. Che senso avevano avuto tutti quei sacrifici per ritrovarsi con il cervello guasto? Non era giusto. Cose simili non dovevano capitare a gente come lei, ma a persone come Mariangela, tanto per fare un esempio. Pigre, sempre con la sigaretta in bocca, ogni minuto a trangugiare qualche porcheria. Ma che stava pensando? Il terrore e la confusione la incattivivano.
Lei non era mai stata così, eppure si sentiva incompresa e irritabile, come se tutti attorno a lei avessero iniziato a parlare una lingua straniera. Persino con Leo era ai ferri corti. Aveva bisogno della sua vicinanza e al contempo la sua premura la inaspriva. Il tragitto verso Liena fu breve. Guidati dalla professoressa Spano, tutta riecheggianti di ninnoli, gli studenti si incolonnarono fuori dalla stazione di pullman, chiacchierando a voce alta. Passando sotto l'insegna di una farmacia, Bianca apprese che il termometro segnava 1 grado sotto lo zero e dal cielo incolore scendeva un nevischio leggero. Se non altro, la bassa temperatura contribuiva a tenerla desta, ma era ben lungi dall'essere se stessa. Aveva atteso quel giorno da settimane, perché amava l'archeologia e le tradizioni della propria regione, ma adesso si sentiva debole e depressa. Il percorso che si snodava tra via Martin Luther King e piazza Berlinguer era stipato di persone imbacuccate in sciarpe e cappotti, tutte con i cellulari in mano, pronte ad immortalare la sfilata. Molti si aggiravano pescando saruglietas o sosgugliones dai cartocci. La strada, già non molto larga, appariva più affollata a causa delle transenni che obbligavano il pubblico ai lati. C'erano anche diversi inviati di emittenti locali. Un potente scampanio rimbombò sulle facciate degli edifici, risuonando così forte che Bianca strizzò gli occhi in una smorfia. Sporgendosi oltre la transenna, vide farsi avanti un gruppetto di mamutones, con le spalle avvolte nella mastrucca di pecora nera, il passo cadenzato per far risuonare sa carriga, il grappolo di grossi campanacci che portavano sulla schiena. Insieme a loro sfilavano gli issadores, con la berrita che ricadeva sulle spalle, zucchurritto scarlatto e l'inespressiva maschera bianca. Facevano roteare una lunga corda detta soa, con la quale prendevano al lazzo le ragazze tra la folla. Sopraggiunsero anche altre emblematiche figure di quell'antica festività. I grossi boes rivestiti di lana bianca, con il volto coperto da maschere bovine dalle lunghe corna e i campanacci a tracolla, seguiti dai merdules, i loro guardiani dalla maschera scura che cercavano di disciplinarli con corde e bastoni. Un notevole scompiglio venne causato dall'entrata in scena dei villosi Zosurtos, con indosso pelli di montone sul corpo annerito dalla fuliggine, che tentavano di sfuggire al controllo dei loro Zosbuttudus. I primi davano la scalata alle grondaie, si appendevano alle grate o si infilavano tra la folla, mentre i guardiani li trattenevano con funi e catene. Venne Zaino Orriadore, l'asino piangente in cerca di anime da rubare, e poi comparvero in nero vestiti turpos, trainando l'aratro, il tutto con il costante sferragliare di campanacci, il pulsare di tamburi e lo stridulo zufolare dei pifferi. Per lunghi minuti quel caos di costumi, movimenti e suoni ebbe il potere di distogliere la mente di Bianca dalle sue preoccupazioni, contagiandola con quell'emozione ancestrale e sovversiva della quale il carnevale era promotore fin dai tempi della sua ideazione. Anche la pazzia in un contesto simile diventava la norma. L'emozione cresceva dentro di lei, liberatoria e fremente, dandole la carica al ritmo di quella musica cerimoniale. Fu allora che un pensiero le scivolò tra le pieghe della mente razionale. Aveva dato per scontato che la sua situazione fosse una sorta di cortocircuito del cervello, un'afflizione psichica. Ma se invece si fosse trattato di qualcosa di completamente diverso, di più oscuro e antico, qualcosa che aveva qualche tratto in comune con quelle rappresentazioni del mistero che le danzavano davanti. Era così impegnata a guardare la sfilata che non si accorse della gente che si sparpagliava accanto a lei, né del lazzo che le volava addosso intrappolandola. La corda le si serrò attorno alle spalle con uno strattone brusco, mentre l'issadore le veniva incontro avvolgendosela al polso. Bianca alzò il mento, guardando la maschera chiara e liscia, agganciando lo sguardo che sbirciava oltre i buchi delle orbite, oltre i quali ardevano 2 lumi da morto rosso ardente. Trattenne il fiato, scoprendosi paralizzata, i suoni che si distorcevano in una dissolvenza angosciante, la gente che pareva svanire sotto una coltre di bruma. Lei e il suo incubo. Con una mano la teneva legata mentre alzava l'altra, un artiglio grigio e mostruoso afferrandosi la maschera, sollevandola lentamente. Bianca si destò con uno scossone. Il vociare della gente, il fragore del corteo la seppellirono in una marea cacofonica. L'issadore le sfilò il lazzo dalla testa,
La risata ovattata sotto la maschera. Le fece l'occhiolino prima di allontanarsi. Mentre i suoi compagni le indirizzavano battute maliziose e ironiche, Bianca pensava solo a non dare di stomaco. Era già quasi buio quando la professoressa Spano li condusse al museo etnografico, l'ultima tappa della loro gita. Tutti furono piuttosto felici di trovarsi in un luogo riparato dal freddo, dove i condizionatori riscaldavano le stanze tappezzate di artefatti, maschere intagliate e costumi squisitamente ricamati che rappresentavano il fior di rituali e delle usanze barbaricine. Bianca, al contrario, temeva che il tepore le provocasse un colpo di sonno e l'ultima cosa che desiderava era una crisi isterica nel bel mezzo di un luogo pubblico. Facendo fronte alla sonnolenza, spostandosi su gambe che parevano di gomma, si aggirò tra quelle grottesche e inquietanti rappresentazioni di un folklore oscuro, simboli di cerimonie di fertilità, rappresentazioni del ciclo della vita e della morte. Osservò le cupe accabadoras che stringevano in mano su Mazzolu e aggirò la grande teca dove era raffigurato l'enorme Zuboir Kitu, una sorta di bue mannaro. Appena ne ebbe l'occasione si infilò in un bagno, sciacquandosi abbondantemente la faccia con acqua talmente gelida da farle venire i crampi alle mani. Il riflesso dello specchio mostrava tutta la sofferenza di quei giorni terribili. Occhiaie scure, occhi iniettati di sangue, pelle spenta. Si morse il labbro per soffocare un singhiozzo, per quanto ancora avrebbe potuto resistere. Uscì dalla toilette tamponandosi la fronte con un fazzoletto. I suoi compagni erano andati oltre e si trovò da sola, circondata da figure scure che la fissavano attraverso volti di legno. Affrettò il passo, inquieta, e mentre stava per svoltare nella stanza successiva, colse un particolare ai limiti del proprio campo visivo. Non appena si volse scattò indietro, gli occhi sbarrati e le mani alla bocca. Era lui, era la cosa che le faceva visita di notte. La vista le si appannò un attimo mentre studiava quelle due figure a grandezza naturale. Una donna in abiti tradizionali era distesa su un letto. La faccia di cartapesta atteggiata in una smorfia di orrore, incredibilmente realistica. Sul suo seno stava accovacciato un mostro tozzo, simile a un enorme rospo grasso dalla pelle screziata, un volto contratto in un ghigno diabolico. Faticando a controllare l'apprensione, Bianca alzò lo sguardo sulle lettere cubitali in cima ai pannelli illustrativi. Zammutadore. Con mani insensibili, la ragazza estrasse il cellulare, attivò la fotocamera e, provando a controllare il tremito, inquadrò le didascalie nello schermo, iniziando a scattare fotografie. L'attesa era peggio di qualsiasi altra cosa. Adesso sapeva quel che prova un soldato mentre viene trasportato verso il fronte. Una tensione totale, un groviglio di ansie e speranze, un balbettio di preghiere. Bianca saltò la cena, ignorando ogni tentativo dei genitori di indagare i motivi del suo malessere. Poche cose erano penose quanto la preoccupazione nei loro occhi. Sapeva di far loro del male, rintanandosi dietro il silenzio, ma non poteva agire in modo diverso. Era una questione personale, ora lo sapeva, e questa consapevolezza aveva generato un sentimento diverso dal terrore e dall'impotenza. Un'emozione che si era calcificata tra le altre come una perla che si consolida nell'ostrica. Era rabbia. Stando a quanto scoperto al museo, la Mutadora era un esponente antichissimo del vasto bestiario sardo, una figura che affondava le radici ai tempi dei Romani, ma che con tutta probabilità derivava da entità preesistenti. In buona sostanza si trattava di un demone che si nutriva delle angosce degli esseri umani, tormentandoli durante il sonno, indebolendoli notte dopo notte, fino a quando la vittima stremata non impazziva o periva per sfinimento. La scienza indicava le illusioni ipnagogiche come origine di questa leggenda e Bianca non dubitava che nel 90% dei casi fosse davvero così. Lei però faceva parte di quel 10% dove non c'era alcuna spiegazione scientifica. Con sua stessa sorpresa scoprì che questo le dava un pallido conforto, nonostante la situazione destabilizzante.
Preferiva di gran lunga combattere contro un mostro che contro una malattia mentale. Mettere da parte lo scetticismo e l'incredulità le riuscì più semplice di quanto avesse creduto, quasi che le fosse venuta in aiuto una parte mai cresciuta di se stessa, quella bambina interiore che un tempo aveva ritenuto possibile che Babbo Natale facesse il giro di tutti i camini del mondo in una sola notte, o che mettere una scopa di saggina di fronte alla porta potesse salvaguardarti dalle streghe. Quel che aveva ridestato la sua rabbia era venire a sapere che, in accordo alla tradizione, l'ammutatore raramente agiva di propria iniziativa, ma era più spesso aizzato da qualcuno contro un nemico con il chiaro intento di distruggerlo. In sostanza, le era stato fatto un maleficio. Per qualche ragione, questo la oltraggiava, le faceva ribollire il sangue. Scivolando sotto le lenzuola, pensò al proprio letto come a un campo di battaglia. Le venne in mente la scena di un vecchio film dell'orrore degli anni '70 che aveva visto con Leo e che l'aveva inquietata moltissimo. Si intitolava Nosferatu e in una delle scene finali la giovane protagonista si immolava, concedendosi al vampiro pur di trattenerlo fino all'alba e di distruggerlo. Nel pugno stringeva l'oggetto che le sue ricerche le avevano suggerito. La neve di Oliena si era trasformata in una fitta pioggia nel cielo sopra Nuoro. Ne sentiva lo scrosciare, il soffuso brontolio dei tuoni. Di tanto in tanto la luce di un fulmine si insinuava tra le lamelle delle imposte. Fulmini a gennaio. Il mondo andava alla rovescia. Il sonno venne malgrado la tensione, sfumando i minuti, e quando tornò ad aprire le palpebre si trovò rigida come un asse da stiro, avvinta dalla paralisi sovrannaturale indotta dall'ammutatore. I suoi occhi lo cercarono nelle tenebre fino a quando non indovinarono il tozzo contorno. Il letto gemette quando l'essere avanzò sul materasso, ammorbando l'aria con quel suo afrore caramelloso. Bianca voleva urlare, voleva fuggire, ma sapeva di non esserne in grado. Doveva sfruttare le energie in altro modo, concentrandole tutte nel pugno destro, nel quale custodiva l'unica speranza di svegliarsi da quell'incubo. Intanto la creatura le si era seduta sul petto, schiacciandola, rendendole difficoltoso respirare. Nel buio il respiro era un rumore gorgogliante, pastoso ed eccitato. Bianca tentò di ignorare il contesto, focalizzandosi sul proprio obiettivo. Era come la pallavolo, una combinazione di energia e concentrazione. Le dita si contrassero, anche se non quanto avrebbe sperato. Percepì una puntura appena accennata, troppo lieve. L'ammutatore calava su di lei, la bocca che si schiudeva in un orripilante fiore di carne flaccida, un tunnel verso le paludi dell'inferno pronto a baciarla, a violarla, a sottrarle nuove forze, svuotandola. Bianca fu presa dal panico. E se non ci fosse riuscita? Quanta vita le rimaneva prima che il suo organismo collassasse del tutto? E se quella fosse stata l'ultima notte? L'ultima possibilità di sopravvivere? Visualizzò la propria mano. Con la fantasia ricreò nella mente le dita, le nocche, le ossa che componevano carpo e falangi come un mosaico d'avorio, i fasci purpurei dei muscoli, le sottili carrucole dei tendini, il labirinto di vene blu e arterie scarlatte. Comandò al pugno di chiudersi e questo vibrò in risposta. Lo ordinò ancora, con intensità, con ferocia. Stavolta la mano reagì con una contrazione e nei cuscinetti di carne sotto le dita si ridestò un dolore argenteo e acuto quando lo spillo da balia li trafisse. Il torpore che le immobilizzava l'arto abbandonò la mano. Bianca lo sentì arretrare su per il braccio fino al gomito dove si arrestò. Agì prontamente, senza perdere tempo a stupirsi, perché l'influsso dell'ammutatore era forte e stava già recuperando terreno. Presto la paralisi sarebbe nuovamente discesa fino alla mano, bloccandola. Il braccio della ragazza scattò, le sue dita si richiusero attorno alla chioma dell'ammutatore.
La creatura emise un verso stridulo, quasi di sorpresa, scuotendo il capo, ma la mano di Bianca restò ostinatamente serrata attorno a quelle ciocche unticce, strattonandole, attorcigliandosele attorno alle nocche per mantenere una presa più salda. Fissò il proprio aggressore, vedendo quelle due luci, piccole e ardenti, agitarsi sul fondo delle orbite infossate. Sembravano esprimere confusione, forse paura. Bianca percepì il proprio panico alleviarsi. L'ammutatore si scosse di nuovo, facendo danzare le trippe grigiastre. I suoi erano movimenti flaccidi e deboli, di qualcuno che non è abituato al corpo a corpo, qualcuno che per sopraffare gli altri non ha mai dovuto usare la forza fisica. Dalla bocca uscivano ansimi rapidi, lamenti infastiditi e piagnistei biascicanti. Non si era attesa una reazione, soffriva. Bianca tenne duro. Sapeva che non poteva lasciare andare i capelli di quel mostro prima del sorgere del sole e che solo la sua mano destra sarebbe rimasta libera dalla paralisi. Ben presto i crampi iniziarono a darle il tormento, così lancinanti da spremerle lacrime dagli occhi. Lame incorporee le trafiggevano il polso, diramandosi fino al gomito. Tenne duro. Ripensò a Leo, alle scampagnate sul colle di Sant'Onofrio, al sole che accendeva i colori della macchia mediterranea, al suo sogno di andare a lavorare al museo di Nuoro come suo padre, a tutte le cose che avrebbe voluto fare nella vita. Pensò alla sfilata di maschere di Oliena, il fracasso pastorale dei campanacci, gli uomini trasformati in animali e gli animali in uomini, gli incubi che diventavano realtà, al mondo sottosopra, al dolore che dava conforto, al buio che si convertiva in sprazzi rosa e oro di luce. Aveva ancora il braccio sollevato quando si rese conto che dalle imposte filtrava il bagliore del mattino. L'ammutatore era sparito, ma tra le dita della mano, impastato del suo sangue, era rimasto impigliato un aggrovigliato batuffolo di lunghi capelli neri e oleosi. Fu come se l'energia che le era stata sottratta in quei giorni le fosse rifluita dentro, al punto che non pensò neanche per un istante di saltare la lezione. I suoi genitori manifestarono stupore e sollievo nel vederla addentare le pardulas con appetito. Al primo boccone Bianca dovette sforzarsi di non scoppiare in lacrime, trasalendo di piacere al gusto dolce e intenso della ricotta. Per giorni il cibo era stato insapore e nauseante, tornare a goderne era paradisiaco. Durante il tragitto in autobus ascoltò la sua playlist preferita. A più riprese le venne da domandarsi se gli eventi della notte prima fossero stati veri o solo sognati. Bastava chinare lo sguardo sul cerotto che le fasciava il palmo della mano per rispondersi. Scese dall'autobus e le parve di vedere il mondo per la prima volta, quasi che qualcuno avesse ridipinto tutto con nuovi colori e nuove sfumature. Persino l'aria sembrava avere una consistenza diversa sulla pelle e tra i capelli. Individuò Leo, che ricambiò il suo sguardo sorridendole, ma con una certa titubanza nello sguardo. Un moto di senso di colpa sfarfallò nel cuore di Bianca nel ricordarsi quanto l'aveva trattato con freddezza in quegli ultimi giorni a causa del suo malessere inconfessabile. Gli si avvicinò, serpeggiando tra gli altri studenti che si incolonnavano verso i portoni spalancati dell'istituto, passando davanti a Mariangela, che come sempre procedeva con sguardo torvo. Raggiunse Leo, il quale parve incerto su come interpretare il suo sorriso. La mano ferita di Bianca lo tirò per il bavero della giacca, trascinandolo a portata di labbra e baciandolo. Non sapeva se la storia con Leo sarebbe sopravvissuta per sempre, per qualche anno o pochi mesi ancora, ma in quel momento una cosa le fu chiara: quello era il primo vero bacio della sua vita e lo avrebbe paragonato a tutti quelli futuri. Un grido si diffuse all'esterno, facendo voltare decine di teste in direzione dell'ingresso. Non era un suono al quale gli studenti fossero abituati. Era acuto, pregno di terrore, lancinante. Dopo i primi attimi di sconcerto, una fiumana di ragazzi si accalcò tra i battenti, generando un trapestio che riecheggiò nel corridoio come quello di una mandria di buoi. Bianca e Leo furono tra i primi a muoversi, scambiandosi occhiate perplesse con altri alunni.
Il primo grido fu l'apripista di un'agghiacciante sequenza di urla che i pannelli trasparenti del gabbiotto non riuscivano a smorzare. Gli studenti circondarono la zona simile a visitatori di uno zoo che si raccolgono attorno a una gabbia per vedere due animali sbranarsi, e Bianca trasalì violentemente quando scorse la bidella Sofia inginocchiata a terra, le lacrime che le rigavano il faccione rosso atteggiato nell'atto di urlare. Aveva le mani fra i capelli e questi le si stavano staccando dal cranio a folte ciocche, rotolandole sulle spalle, lasciando scoperte chiare porzioni di cuoio capelluto. Accanto a lei, tanto inorridita e stupefatta da non osare avvicinarsi, la sua collega contemplava tutto ciò con lo sgomento stampato in volto. Bianca quasi non riusciva a respirare. La sua mente la riportò alla sala del museo, davanti a quei pannelli illustrativi a leggere del sammutatore e di come liberarsene. Stava scritto che se uno spirito veniva sconfitto, colui che lo aveva inviato avrebbe subito la totale perdita dei capelli, dal momento che li aveva impiegati per creare la maledizione, ed era proprio quello che stava accadendo. Singhiozzando disperata, Sofia levò il viso verso le vetrate, oltre le quali una selva di cellulari assorbivano la scena nelle memory card. I suoi occhi lacrimanti si posarono sul volto stralunato di Bianca. Ormai quasi completamente calva, la donna ricominciò a urlare, le mani tozze attorno alla tempia, il volto congestionato. Inevitabilmente, quelle scene divennero virali. Ancor prima che Sofia Melis lasciasse Nuoro, i social ne furono infestati. La popolarità fu tale che alcuni finirono anche su siti e piccole testate online. Se così non fosse stato, di sicuro Bianca non sarebbe mai risalita al motivo dietro l'incubo che aveva vissuto qualche settimana prima. Alcuni di quei video registrati dagli alunni arrivarono anche ai gruppi WhatsApp dei genitori, e fu in quel modo che Yolanda, la madre di Bianca, arrivò a capire come mai tutte le volte che si era recata a scuola per i colloqui con gli insegnanti, la bidella le era parsa stranamente familiare. Quando aveva appreso il nome della donna, tutto le era tornato in mente. Lei e Sofia erano nate e cresciute ad Arbatax, frequentando le stesse scuole e le stesse compagnie. Messa una di fianco all'altra, non avrebbero potuto risultare più dissimili, almeno quanto lo erano Bianca e Mariangela. Anche Yolanda, come la figlia, vantava un'estetica del tutto incompatibile con i canoni sardi. Carnagione lattea, statura slanciata, folti capelli dorati abbelliti da quel tanto di rosso che bastava a renderli rosa. Il loro non era stato un rapporto stretto, ma tuttavia non si erano mai venuti a creare contrasti, almeno fin quando un ragazzo nuovo si era trasferito in quella zona, un certo Marco. Se ne erano innamorate entrambe, ma mentre Yolanda si era fatta avanti fin da subito, Sofia non era stata altrettanto intraprendente, limitandosi a sognarlo e struggersi da lontano, vedendo la rivale che le portava via l'oggetto dei propri desideri. Quella che aveva avuto tutte le caratteristiche di una cotta adolescenziale era fiorita in un legame così solido che in capo a 5 anni Yolanda e Marco erano convolate a nozze, trasferendosi a Nuoro. 3 anni più tardi era nata Bianca. Yolanda non aveva più rivisto Sofia dall'epoca del trasferimento e quest'ultima era così cambiata nel corso del tempo da esserle quasi irriconoscibile. Dal canto suo, Sofia non aveva accennato a rivelare la propria identità. Chissà che sorpresa per lei trovarsi a lavorare nella stessa scuola dove studiava la figlia della donna che le aveva inconsapevolmente portato via il suo primo amore. Bianca poteva lavorare solo di ipotesi per ricostruire i fatti. Un po' si vergognava di aver supposto che la colpevole fosse stata Mariangela, ma adesso ogni tassello pareva congiungersi, formando un quadro abbastanza completo. Il giorno in cui aveva ricevuto la pallonata in faccia, Mariangela era stata scortata in infermeria proprio da Sofia, alla quale, in uno slancio di disperazione, doveva aver confidato le proprie pene. O forse non ce n'era stato bisogno. Non era certo un mistero che Mariangela fosse lo zimbello del liceo, maltrattata dalle compagne e derisa dai ragazzi per il suo aspetto sciatto e per nulla avvenente. Probabilmente Sofia si era rispecchiata in quella ragazzina sola e bullizzata e aveva deciso di riscattare se stessa Mariangela colpendo Bianca,
la studentessa più bella ed elogiata della scuola, nonché figlia dell'odiata rivale. Secondo ciò che aveva imparato sull'ammutatore, era necessario utilizzare un oggetto appartenuto alla vittima per produrre il sortilegio, e Bianca non faticava a immaginare la bidella che con la scusa di una pulita ai banchi entrava nella classe e le rubava la sciarpa. La campanella dell'intervallo quasi la fece sussultare, persa com'era in quelle trame che giorno dopo giorno sbiadivano sempre di più. Era tutto passato ormai. L'ammutatore non si era più ripresentato, le sue notti erano serene, i suoi giorni uno più entusiasmante dell'altro. Come animali dello zoo che approfittano di una gabbia lasciata aperta da una guardia sbadata, gli alunni si riversarono vociando nel corridoio per andare a saccheggiare i distributori di snack e fumare in cortile. Bianca si era appena infilata la giacca e stava per uscire quando, voltandosi, vide Mariangela che sedeva sul termosifone sotto la finestra, pescando papassini da un sacchetto e mangiandoli con lo sguardo rivolto qualche piano più in basso. Nonostante tutto, la luce del sole che le ricalcava d'oro il profilo la faceva apparire graziosa, e Bianca si stupì di quanta malinconia esprimesse quello sguardo. Osservava i compagni con lo stesso desiderio disperato che Quasimodo rivolgeva ai parigini spiandoli dalle torri di Notre Dame. Bianca restò sulla soglia. L'eco del trambusto si era spento, aule e corridoi erano vuoti. Avrebbe dovuto andare insieme alle amiche, un pesce nel banco. Avrebbe dovuto pensare alla ritrovata felicità. Esitò. Fece un passo oltre la porta. Esitò ancora. Tornò nell'aula e si avvicinò a Mariangela, la quale era così assorta da non badarle fin quando non se la trovò davanti. Si scambiarono uno sguardo lungo, imbarazzato e indeciso. Quel silenzio stava diventando insopportabile, quindi Bianca decise di riempirlo con la prima cosa che le venne in mente, chiedendole se avesse bisogno di aiuto per l'imminente verifica di algebra fissata dal professore tra 2 settimane. Il volto di Mariangela si intorbidì, quasi che Bianca gli avesse rivolto la parola in cinese. Smarrimento e sospetto danzarono nei suoi occhi scuri come il bronzo. Poi, chinando il capo con un che di umile, mormorò che, sì, aveva un bisogno di aiuto disperato. Le porse il sacchetto, offrendole un dolce di mandorle che Bianca accettò, addentandolo con il cuore leggero.